Ed eccoci così a La Morra, l'epicentro del Barolo, se mi posso permettere, no? Assolutamente. Quindi siamo in questa collina che poi a me ricorda effettivamente un po' Bertinoro, non so se siete mai stati in Romagna. Bertinoro ha queste due collinette, una è Bertinoro e l'altra collina, che è quella dove ci sono praticamente i ripetitori per vedere chiaramente il digitale terrestre, che ci vogliono anche quelli, e effettivamente insomma l'estetica un po' perde, però insomma fatevi coraggio in Romagna perché anche La Morra è un po' ripetitore. Quindi magari aggiungete qualche vigneto entrando dalla via Emilia, salendo, che fa sicuramente effetto come qui alla Morra, e il gioco è fatto. Ed ecco qua, quindi non so quale sia la vostra generazione, visto che stiamo parlando praticamente di Mauro Molino, esatto, ecco, sì, che è il papà, no? Esatto, seconda generazione. Noi siamo la seconda generazione, io sono Matteo e con mia sorella Martina. Non ce n'erano prima. Beh no, il nonno aveva acquistato l'azienda, però che ha iniziato a produrre vino è stato papà nel 1982, quindi siamo la seconda generazione. Quindi sì, è una storia recente, quindi siamo qui un po' per vedere anche l'offerta diciamo della cantina che produce vini, quindi chiaramente crea l'interesse, quindi oltre degli alberghi della zona anche delle degustazioni, no? Quindi si vuole andare a vedere la cantina, no? Perché magari bevuto il vino al ristorante, quindi diciamo in vacanza, come dire, c'è un po', la chiamano moda, ma in realtà mi sembra che sia importante, no? No, siamo quello che beviamo e mangiamo, quindi andiamo a vedere. È anche una parte, un aspetto culturale importante. Esatto, quindi si viene qui e quindi si può avere già un colpo d'occhio, appunto un po' di come avete diciamo organizzato, ecco, la sala degustazioni, ecco, qui ai piedi della Morra, diciamo. Ecco. Sì. No, perché io poi in realtà mi sono affidato al navigatore di bordo, quindi sono rimasto affascinato da questa collina, ho tirato dritto. Quindi si fa il giro della collina, quindi si vedono un po' tutti i produttori della Morra e poi si ritorna praticamente sempre, si fa proprio un giro. Quindi non ci sono possibilità di inversioni a U, però la prima volta è sicuramente da fare, anzi vi consiglio di farlo, io sono riuscito finalmente, altrimenti non sarei mai, ecco, se non casualmente, ecco, quindi fare questo giro, e quindi è sicuramente molto bello. Ecco, quindi parliamo di questo vino che quindi è un po' Wild Spectator ha scelto della vostra produzione, se vogliamo, perché molte volte arrivano questi premi, ma come dire, gli stessi produttori, ma anche noi italiani che in fondo siamo qua, rimaniamo, come dire, abbastanza sorpresi, immagino anche le guide in generale. Non necessariamente il vino che va su Wild Spectator ha preso i 3 bicchieri, per dire, ecco, o comunque ha preso le 4 viti, tutti questi riconoscimenti. Quindi si tratta. Allora, il nostro Barolo Classico, l'annata 2016, e il Barolo Classico per noi è un po' il vino del cuore. Il nostro ambasciatore proviene principalmente dal territorio lamorrese, sono 3 vigne che vengono unificate insieme e fa un invecchiamento di 18 mesi in Monte Grande, quindi per noi è un po' il nostro grande biglietto da visita, no Matteo? Insomma. Esatto, per noi è molto importante, la nostra gamma è proprio quello che rappresenta un po' la nostra anche filosofia produttiva. Il vino base, mi sembra di capire. Il Barolo classico. Il Barolo classico. Quindi proprio dopo ci sono. Dopo ci sono le vigne singole, questo invece, noi diciamo il termine base lo chiamiamo classico perché non vuole essere un vino base, nel senso che proviene da vigneti comunque vecchi, da vigneti di assoluta rilevanza e che per certi aspetti diciamo la nostra idea è di dargli un po' la classicità, che significa più vigneti vinificati insieme e invecchiamento in botte grande per i 18-20 mesi di invecchiamento. Quindi parliamo di quante bottiglie? La produzione sulle 25.000. Sì, circa 25.000, dipende dalla data. Quindi il prezzo di vendita sul mercato americano che hanno indicato nella classifica è circa $30. Ecco, $30, quindi è un vino effettivamente molto accessibile. Esatto. Poi magari in Italia forse è il prezzo anche al ristorante. Sì, in Italia è 30 qualche euro in enoteca, sarà 55-60 euro al ristorante, insomma, poi dipende un po' dalle zone di ecco. Però per noi è un vino fondamentale
fondamentale proprio perché rappresenta un po' quello che è la nostra filosofia. Cioè è molto importante questo discorso proprio perché è un po' la nostra filosofia produttiva, quindi deve essere un barolo di grandissima eleganza che però rispecchia quello che è il terroir di Lanora, quindi eleganza, tipicità, aromaticità e insomma e ovviamente una buona complessità e longevità. Quindi felici di questo risultato, non so se era una novità, già avevate avuto qualche segnale. È una novità, Siamo quindi siamo molto felici, felici assolutamente. indubbiamente. Perché chiaramente questa classifica è una classifica che permette chiaramente di lavorare, nel senso che è una classifica che rispecchia il mercato mondiale, oltre quello americano. È un grandissimo motivo d'orgoglio. Sì, è anche un riconoscimento, no? A tanti anni di lavoro, di passione, ecco, e quindi come tutti poi i risultati, non è che lavora per i risultati, però è ovvio che quando hai i risultati è un po' un motivo d'orgoglio, anche un motivo a far meglio, no? Per il futuro. Ma nella cronaca locale se ne parla, ecco, di questi successi oltreoceano che poi in realtà riguardano il mondo intero e riguardano poi insomma il successo di queste zone della Langa veramente nel mondo, no? Certo, ma questa è una zona che diciamo in queste classifiche per fortuna riesce sempre a posizionarsi bene, quindi insomma è sempre un motivo d'orgoglio penso per la zona, no? Ecco, certo. La cosa Quindi, bella è che ogni anno i produttori cambiano, quindi c'è in effetti devo dire che ogni anno ci sono dei nomi diversi, molto probabilmente dopo qualche anno magari gli stessi nomi potrebbero anche tornare. Ecco, uno di questi per esempio il Sassicaia che torna ogni non so, decade, ecco, quindi si va un po' a turno, quindi essere presenti comunque è sempre, come dire, un grande successo. E quindi per quanto concerne altri vini invece, altri vini anche bianchi, ma allora, se ce ne sono. La nostra produzione è principalmente di vini rossi, però comunque altri vini molto importanti all'azienda sono sicuramente la Barbera, un progetto di Barbera d'Alba che è di grande importanza storicamente. Certo, è stata premiata, non la vostra. Vero, tra l'altro. Una è stata premiata, penso che se ne sia parlato almeno di questo, perché chiaramente avere una Barbera a livello internazionale piuttosto che Nebbiolo, piuttosto che Sangiovese, piuttosto che non so quale altro vitigno italiano, ma penso che Nebbiolo e Sangiovese siano quelli che poi raggiungono punteggi anche certe volte di 98, 99. Cioè, un po' di più di risonanza. Esatto. Quindi bene. Quindi non diceva bianco, c'è un vino bianco. Ma allora diciamo noi abbiamo una piccolissima produzione di Chardonnay che però per noi è un vino quasi hobby, tra virgolette, nel senso che la produzione è molto limitata, però è appunto molto interessante in quanto lo Chardonnay si sposa bene col territorio di Langa. Però appunto principalmente rossi, quindi Barbera d'Alba, Langa e Nebbiolo è anche un altro grande vino e progetto importante. Anche perché la Morra, dicevamo, insomma, è proprio questo epicentro e quindi forse bisognerebbe parlare anche di real estate, no? Il fatto che i terreni chiaramente da queste parti insomma non costano poco, ecco, quindi hanno un grandissimo valore, quindi chiaramente insomma chi te lo fa fare il vino bianco, anche se in effetti buon terreno significa buon vino bianco, buon vino rosso, in teoria, quindi poi magari non necessariamente ti butti, no? Capofitto sul bianco quando ormai essendo nel cuore del Barolo ovviamente i rossi, ecco, anche per esperienza, no? Sono quelli su cui puntiamo di più. Bene, come funziona quindi la degustazione dei vini? Beh, chiaramente vedendo insomma le immagini chiaramente anche della vostra location che è ampia, tra l'altro non so se organizzate anche degli eventi insomma di ampio respiro, vi capita? Ma più che altro sono diciamo degustazioni a numero limitato, nel senso non facciamo mai eventi troppo grossi, però effettivamente la visita in cantina sta diventando una parte molto importante per l'azienda, come dicevamo proprio perché è un'esperienza tutto tondo, no? Quindi uno ha la possibilità di vedere l'azienda, assaggiare i vini più importanti e godere anche di un bel quindi si può in teoria pranzare col vino, cioè mangiare il vino a pranzo e a cena o nel pomeriggio
Diciamo fare che il sono- brunch, sono qualcosa del genere. degustazioni vere e proprie solo con il vino, non in affiancamento a cibo. Come piacciono a me. Ecco, Diciamo non si ingrassa, ecco, Non anche si perché ingrassa. magari qualche proteina c'è anche nell'uva. No, l'idea è proprio quella di far vivere un po' l'esperienza, allora bisogna vedere la cantina, assaggiare i prodotti, insomma, vivendo un po' un'esperienza di quello che noi facciamo. Ovviamente senza il cibo, ma perché? Perché noi siamo produttori di vino, cioè Certo. non siamo capaci a fare da mangiare, nel senso che è il nostro lavoro, amiamo mangiare, ma non è il nostro lavoro, quindi Ecco. l'idea Ci limitiamo a fare il nostro. esatto, nasce proprio un po' dall'esperienza di far vivere ciò che facciamo. Ecco, quindi sì, ovviamente stiamo puntando molto a questo locale nuovo proprio per puntare un po' su quello che è l'enoturismo, che sta diventando sempre più importante. Quindi allora fasci l'orario per venire a assaggiare questi vini, prenotare. E beh, la prenotazione sì, adesso col Covid è su prenotazione, quindi il sito internet. Comunque il Covid in certi casi, devo dire, un po' ha aiutato anche a migliorare, no, l'offerta, nel senso che uno chiaramente prenota, si organizza tutto meglio. Sì, poi e anche proprio per quindi- seguire bene il cliente facciamo gruppi piccoli in modo che insomma venga un po' coccolati in questa esperienza. Ecco, quindi ci sono delle esperienze quindi di Sì, dal vino sito c'è che una possono pagina poi dedicata. seguire anche l'acquisto dei vini, ma possono essere anche un'esperienza Sì. già sui vini, poi magari uno si li beve al ristorante, comunque li Certo. trova comodamente, e quindi per dare qualche indicazione in questo senso, che vini fate assaggiare? Ma allora i vini che solitamente sono presentati sono un dolcetto, una barbera, il Langhe-Nebbiolo e poi un paio di Barolo, il Barolo classico appunto, e poi una vigna singola. Questi sono un po' il range che viene presentato all'interno della degustazione. E quindi qui dalla Morra vi salutiamo con la posizione numero a livello 40, a livello mondiale. Poi c'è anche, se guardate su Wine Blog o Blog Wine, che è meglio, praticamente troverete anche la classifica, la cernita italiana, che tra l'altro è andata abbastanza bene per questo 2021, perché sono oltre 20, mi sembra 23, ecco, le cantine, quindi insomma ogni 4 vini in questa classifica c'è un italiano. Meno male. Dai, non è Una male. bella Viva soddisfazione. l'Italia.